Treporti è tornato in carcere questa mattina Sandro Levac, il nomade 55enne fermato domenica scorsa e poi scarcerato giovedì, ritenuto l'autista dei rapinatori. Svolta nelle indagini dei carabinieri sull'aggressione ad uno studente minorenne avvenuta a fine gennaio in piazza Vittoria a Treviso, identificati 7 presunti responsabili, 6 hanno tra i 15 e i 16 anni. Baby Gang e sicurezza a Treviso, una telecamera puntata sui Riccati per arginare risse e bullismo e per l'estate saranno potenziati i controlli anche con agenti della polizia locale in borghese. Omicidio di Paderno del Grappa, domani davanti ai magistrati del Tribunale dei minori di Venezia, il 17enne fermato per il delitto di Bleder Dedia potrebbe raccontare la sua verità. Tentano di abbattere con un furgone la colonnina del bancomat in un distributore di Motta di Livenza, il colpo fallisce e i malviventi in fuga abbandonano il mezzo. Sarà presentato a breve il progetto del nuovo ponte di Vidor. Subito dopo chiederemo risorse a Roma. Con i soldi del ponte sullo stretto si fanno 150 ponti di Vidor, dicono i sindaci. Centinaia di persone nel pomeriggio sono arrivate al Teatro Aurora di Treviso per i casting per la nuova serie TV che vede come protagonista Giuseppe Battistone. Le riprese in città al via a fine marzo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito, con la cronaca e con gli sviluppi sull'indagine dopo l'assalto in casa a Cavallino Treporti, perché è tornato in carcere questa mattina Sandro Levac, il nomade 55enne che era stato fermato domenica scorsa e poi scarcerato giovedì. L'uomo sarebbe ritenuto l'autista dei rapinatori. Giovedì era stato rimesso in libertà con il solo obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri. Nelle ore scorse i militari dell'Arma sono andati a casa di Sandro Levac e per lui sono scattate nuovamente le manette. L'uomo 55enne accusato di essere l'autista della sanguinosa rapina a Cavallino Treporti è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare. Io ne ho avuto notizie in tarda mattinata. Sono stato chiamato dai carabinieri di Treviso che stavano eseguendo questa nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dalla dottoressa Benedetta Vitolo, nuovo GIP di Venezia, su sollecitazione e su richiesta del pubblico ministero, dottoressa Spigarelli. Il 55enne sarebbe sospettato di aver accompagnato con la sua auto la banda di malviventi che ha assaltato l'abitazione della famiglia Biondo a Cavallino Treporti. Rapina sanguinosa terminata con un colpo di pistola contro il figlio 33enne Alberto, ferito ad una gamba, tuttora ricoverato. I 3 rapinatori avevano anche colpito più volte con il calcio della pistola il padre Maurizio, che aveva tentato di bloccare uno dei banditi per aiutare la famiglia ed il figlio a terra. A motivare questo nuovo arresto forse nuovi sviluppi sul fronte delle prove a carico di Levac. Io l'unica spiegazione che posso darmi è che sia sopraggiunto del nuovo materiale probatorio, perché se il materiale probatorio è quello che è stato esaminato dal dottor Biagetti non ho motivo di ritenere giustificato un'ordinanza cautelare. Lunedì pomeriggio l'avvocato Zammona andrà in carcere a Treviso a parlare nuovamente con il suo assistito, che continua a ripetere la sua estraneità alla vicenda. Levac dice che non sono mai salite persone a bordo della sua auto e appunto la mia curiosità è vedere se sono sempre giunte immagini che smentiscono questa ricostruzione. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi dopo le 18 in pieno centro a Maserata in via Cazzaniga davanti alla chiesa. Un uomo di 31 anni mentre stava attraversando la strada è stato investito da un'auto e sbalzato per diversi metri. Immediatamente è stato dato l'allarme, la donna al volante della vettura di grossa cilindrata si è immediatamente fermata a prestare soccorso e ha chiamato il suo M118 che è immediatamente intervenuto, ha subito soccorso il ferito che ha riportato un trauma cranico, è stato ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. È svolta nelle indagini dei militari dell'Arma sull'aggressione ai danni di uno studente minorenne avvenuta a fine gennaio in piazza Vittoria, in pieno centro Treviso.
Sono 7 giovanissimi, un maggiorenne e 6 minorenni, tra i 15 e i 16 anni, presunti responsabili dell'aggressione ai danni di uno studente, anch'egli minorenne, avvenuta lo scorso 25 gennaio in piazza Vittoria, nei pressi dell'Istituto Riccati. I carabinieri sono riusciti a risalire ai 7 grazie alla videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte tra i ragazzi, i genitori, il personale della scuola e gli autisti dei mezzi MOM che in quell'occasione furono bloccati da un assembramento di giovani. L'aggressione, infatti, era stata accompagnata da una nutrita presenza di ragazzi, diverse decine di persone che avevano occupato la piazza creando disagi anche ai mezzi in circolazione, al punto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che, una volta riportata la situazione alla normalità, avevano iniziato a raccogliere elementi utili per ricostruire la vicenda sin dall'inizio, arrivando a delineare anche i contorni dell'aggressione. Secondo quanto emerso, la vittima si era presentata all'appuntamento con un ragazzino, anche lui minorenne. Tra i due ci sarebbero stati in passato alcuni screzi per futili motivi. All'appuntamento però erano arrivati anche altri 6 giovanissimi e a quel punto che era scattata la violenza con spintoni, schiaffi e pugni in volto fino a quando il minorenne non era riuscito a scappare. Nei giorni successivi non erano pervenute denunce né segnalazioni di accessi al pronto soccorso. Così uno studente parlava all'Indomani raccontando quegli istanti. È uscito da scuola, ha visto sti ragazzi che cercavano altra gente da picchiare, no? I 7 giovanissimi ora rischiano conseguenze penali. La zona di Piazza Vittoria e dell'Istituto Riccati non è nuova ad episodi simili. Una settimana fa era stata una studentessa ad essere vittima di un'aggressione da parte di un gruppetto di giovani, mentre in un'altra occasione era toccato alla consigliera comunale del Partito Democratico, Antonella Tocchetto, intervenire per sedare una lite tra studenti. Io mi sono avvicinata e ho proprio alzato un po' la voce dicendo ma cos'è queste spinte? Attenzione, perché sennò io chiamo i vigili urbani, e si sono un po' dispersi. Una telecamera puntata sull'Istituto Riccati per arginare risse e bullismo. Questa è una delle misure sul fronte sicurezza in città Treviso, e poi in vista dell'estate saranno potenziati i controlli con l'ausilio anche degli agenti della polizia locale in borghese. Una notizia che do in anteprima: siamo riusciti a migliorare ulteriormente la videosorveglianza in quella zona, spostando una telecamera che era presente e puntando la stessa telecamera proprio davanti a questo istituto, che aveva registrato degli episodi che ci stavano facendo preoccupare in modo particolare. Così il comandante della polizia locale di Treviso, che ha fatto un plauso all'operazione dei carabinieri che hanno identificato 7 giovanissimi presunti responsabili dell'aggressione ad un minorenne davanti all'Istituto Riccati. Intanto si pensa già all'estate, quando le scuole saranno chiuse ed i ragazzi si riverseranno nelle piazze cittadine. Non arretreremo di 1 millimetro rispetto a tutti i servizi che stiamo portando avanti in questi mesi, perché ricordo che in modo particolare sappiamo l'episodio che è successo qualche giorno fa all'interno del supermercato PAM, però ribadisco che il comando di polizia locale, ovviamente in collaborazione con tutte le forze di polizia, non arretrerà anche quest'estate i servizi che sono stati peraltro garantiti anche nella estate scorsa. Non si abbasserà la guardia, spiega ancora Gallo, anche se solitamente nei mesi estivi diminuisce il numero dei ragazzi nelle città, visto che nei fine settimana si spostano verso le località marittime. Ripeto, i servizi saranno garantiti, potenzieremo i servizi anche con servizi in borghese, perché riteniamo che sia assolutamente indispensabile non arretrare minimamente in fatto di sicurezza preventiva e soprattutto per quanto riguarda la percezione della sicurezza. La percezione della sicurezza è fondamentale, continua. Tutti i servizi che noi abbiamo effettuato da mesi davanti al supermercato PAM in tutto il quadrante di Via Zorzetto, dei Giardini di Sant'Andrea, serve appositamente per incrementare quella percezione di sicurezza anche a tutela di quell'utenza che noi chiamiamo utenza debole, cioè soprattutto gli anziani. In modo particolare siamo sempre presenti tutti i giorni da mesi proprio in quella zona antistante il supermercato dalle 17 alle 19. Perché? Perché sappiamo che è un orario in cui molti anziani si spostano, soprattutto anche d'estate, per fare la spesa. Sono gli stessi anziani ad aver spiegato come vedere uomini in divisa nella zona li fa sentire più sicuri, motivo per cui questi servizi continueranno anche in estate. Non faremo nessun passo indietro, termina Gallo.
Lasciamo per un attimo la Marca, ci spostiamo in provincia di Vicenza per raccontarvi della violenta lite in casa a Due Ville. Un giovane di 22 anni è stato accoltellato, almeno 3 i fendenti che lo hanno raggiunto, di cui uno all'addome, ed è crollato a terra in un lago di sangue. Il ferito in gravi condizioni è stato portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ad allertare i carabinieri la madre del ragazzo. Nell'abitazione dove è avvenuto il grave fatto risiedono il giovane insieme alla sorella maggiore e alla madre. Il padre da molti anni non vive con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato il fidanzato della sorella a colpire il ragazzo dopo una violenta lite avvenuta durante la colazione. La persona fermata e portata in caserma potrebbe rispondere di tentato omicidio o lesioni gravissime. Il 22enne è stato ricoverato in rianimazione. Ignote per ora le ragioni del diverbio. Durante la lite la sorella del giovane avrebbe tentato di dividere i due ed è rimasta ferita anche lei in modo lieve alle mani. A chiamare i soccorsi e i carabinieri è stata la madre dei ragazzi, con i militari che sono riusciti a riportare la calma nell'abitazione. E adesso l'omicidio di Paderno del Grappa. Domani davanti ai magistrati del Tribunale dei minori di Venezia il 17enne potrebbe raccontare la sua verità. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire i contorni del terribile delitto. Alle 9.30 è previsto l'interrogatorio di convalida presso il Tribunale dei minori di Venezia per il 17enne accusato di aver ucciso Bledar Dedia, l'albanese 39enne trovato morto in una zona isolata di via De Colli a Paderno del Grappa. Il giovane, assistito dall'avvocato Elisa Berton, potrebbe raccontare ai magistrati la sua verità, fornire elementi importanti e chiarire il suo rapporto con la vittima. Dietro il terribile delitto potrebbe esserci l'ombra della prostituzione. Molte sono le domande che ancora non hanno una risposta. Perché è stato ucciso? Cosa avrebbe fatto scattare la furia omicida dell'assassino tanto da pugnalare la vittima oltre 10 volte, colpendolo in tutto il corpo, anche in testa? Una rabbia cieca che non ha lasciato scampo al 39enne. Intanto, sul fronte delle indagini, stanno continuando gli accertamenti sui cellulari di Bledar, soprattutto su quello che l'uomo utilizzava per fini personali. Forse, ma il condizionale d'obbligo, potrebbero esserci anche altri giovanissimi fra i contatti dell'uomo. Tutto è da appurare. Fra i punti fermi, l'appuntamento tra il 39enne ed il ragazzino di 17. I due si conoscevano da tempo. Poi il ritorno a piedi del minore dalla zona del delitto, immortalato da una telecamera lungo la strada principale. Forse, proprio lungo la via del ritorno a casa, il giovane potrebbe essersi disfatto dell'arma, delle chiavi della macchina di Bledar e degli indumenti macchiati. Un ragazzo di buona famiglia che è riuscito a tenersi quel terribile segreto dentro senza rivelarlo a nessuno. Un segreto che piano piano si è sgretolato, lasciando nella disperazione 2 famiglie, quella della vittima e del suo presunto assassino, ed una comunità sotto shock che ancora si interroga. Hanno tentato all'alba di oggi di abbattere, utilizzando un furgone, la colonnina per il pagamento bancomat e con carte di credito di un distributore di benzina a Motta di Livenza, lungo la Postumia, senza però riuscire a portare a termine il furto. I malviventi sono poi fuggiti, abbandonando in centro a Motta il mezzo usato per il colpo e ritrovato dai carabinieri di Conegliano, che stanno conducendo le indagini. Sarà presentato a breve il progetto del nuovo ponte di Vidora, la storia infinita, insomma, sembra ad una svolta. Subito dopo chiederemo a Roma risorse. Con i soldi del ponte sullo Stretto si fanno 150 ponti di Vidora, dicono i sindaci. Fine marzo, probabilmente aprile, avremo ulteriore incontro dove ci verrà fornito il progetto definitivo e anche il computo, diciamo, della spesa della nuova viabilità del destra e sinistra Piave. Dopo decenni di tira e molla, dovrebbe essere la volta buona per conoscere tracciato e costi del nuovo ponte di Vidora. Tra le opere viabilistiche più attese dell'Alta Marca, Veneto Strade ha assicurato tempi brevi per la presentazione. Dopodiché torneremo a interessare il Ministero, è già stato fatto l'anno scorso da parte di alcuni sindaci, torneremo coi conti, col progetto definitivo, chiederemo lo stanziamento delle risorse per quest'opera che
sì, è locale, quindi tra provincia e regione, ma per l'importanza che ha, perché è un'opera strategica, deve avere il sostegno economico anche dai fondi ministeriali. Insomma, si attende il progetto definitivo per battere cassa a Roma, individuando l'opera come strategica, né più né meno del ponte sullo Stretto di Messina, sostenuto proprio dal vice premier leghista Matteo Salvini. Un'opera non esclude l'altra. Sono ordini di grandezza diversi. Del ponte dello Stretto stiamo parlando di 10-15 miliardi di euro. Qui stiamo parlando di meno di 100 milioni di euro, quindi 100 volte meno. Diciamo che con l'importo di un ponte dello Stretto di Messina facciamo 100 ponti sul Piave. Un ordine di grandezza lampante, tra i primi cittadini sembra riaffiorare una certa fiducia e più indizi fanno una prova. Siamo ottimisti, anche ci fa sperare bene, perché ho fatto proprio delle verifiche la settimana scorsa. Veneto Strade aveva incaricato un'azienda, una ditta, che stavano facendo dei garotaggi sull'alveo del Piave appunto per verificare il sottosuolo, quindi questo ci fa pensare che stiamo andando avanti in positivo, insomma. Non solo nelle farmacie cittadine, la carenza di medicinali interessa anche quelle ospedaliere. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità, spiega il direttore generale dell'USL 2 Benazzi. Era arrivato da Farmacie Unite nei giorni scorsi l'allarme sulla carenza di alcuni medicinali, come quelli ad esempio per l'epilessia, le pancreatiti o il diabete, una sofferenza registrata anche nelle farmacie ospedaliere. La situazione più critica tra dicembre e gennaio. Abbiamo dovuto ovviamente fare una serie di richieste soprattutto ai grossisti, perché mancavano dei farmaci o ci arrivavano una parte di farmaci, altri farmaci non arrivavano. Una carenza legata, spiega il direttore dell'ULSS 2, ad una riclassificazione dei farmaci da parte delle multinazionali. E poi soprattutto immagino ci sia stato anche un cambio del tariffario del costo del farmaco che l'hanno ovviamente aggiornato, e questo ha creato dei problemi di distribuzione. Lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Il nuovo primario Filippo Sconza è al lavoro per rifornire il magazzino del Cafoncello. Abbiamo già fatto una serie di richieste in abbondanza al grossista, ai fornitori, e quindi adesso dovremo avere risolto completamente il problema. Parallelamente l'ULSS 2 è impegnata su un altro fronte. Stiamo lavorando per fare l'informatizzazione del farmaco. Ciò significa che faremo un punto unico a Vittorio Veneto dove ci sarà distribuzione. Ieri sera a Casale sul Sile la presentazione dell'ultimo libro del presidente del Veneto Luca Zaia. È stata anche l'occasione per fare il punto tra terzo mandato e elezioni europee. Sentiamo le parole del presidente nell'intervista realizzata dal nostro direttore Luigi Bacialli. La prima chiamata questa mattina è stata con Luca Zaia. Mi spiace per i giornalisti che provano a farci litigare. Così il leader della Lega e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini alla scuola politica del Carroccio in corso a Roma cerca di spegnere le voci su una presunta distanza sempre più marcata con il governatore del Veneto. Polemiche che lo stesso Zaia ha etichettato come congetture di chi vedrebbe nella bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato un tentativo di evitare interferenze nella segreteria del Carroccio. E nonostante alle elezioni regionali in Veneto manchi più di un anno, già si fanno ipotesi sul futuro dell'attuale presidente, che liquida così ogni teoria. Bisogna restare concentrati sul lavoro, perché non si possono gettare al vento mesi e mesi ancora di lavoro per parlare di elezioni. Sono concentrato sulla regione, come ho sempre fatto. Per gli osservatori politici nel futuro dell'attuale governatore potrebbe esserci una candidatura alle europee, altri puntano ad un ticket Zaia Mario Conte per la corsa a Palazzo Balbi. Nel caso non passi definitivamente il terzo mandato, che lo stesso presidente del Veneto non ritiene una partita già chiusa. Per quanto mi riguarda è presentabile per almeno i prossimi 17 mesi. Più o meno. L'Italia vive di questa anomalia, ovvero che non lascia scegliere i cittadini per quanto riguarda sindaci e presidenti di regione, che sono due cariche elettive, le blocca, sostenendo da parte di qualcuno che si creano centri di potere. Il che vuol dire che un sindaco di un paese di 6-7 mila abitanti se deve andare dopo 2 mandati, ma se la stessa persona facesse il ministro a vita lo può fare. Ipotesi destinate ad accompagnare la scena politica fino al 2025 e alle quali solo Zaia potrà mettere la parola fine. Vedo che c'è molto interesse su quello che farò in futuro, tanto è vero che per tenere alta l'attenzione faremo in modo che lo dirò proprio all'ultimo istante.
Elezioni europee anche al centro dell'agenda politica di Forza Italia, che ieri a Roma nel Congresso nazionale ha eletto il suo nuovo segretario. Se c'è qualcuno che alza il cartellino per la non approvazione. Non mi sembra. Chi si astiene? Nessuno. Caro Antonio, ti tocca fare il segretario nazionale di Forza Italia. Complimenti. Antonio Tajani raccoglie l'eredità lasciata da Silvio Berlusconi e a Roma, nel primo congresso di Forza Italia dopo la morte del Cavaliere, il ministro degli esteri viene eletto segretario degli Azzurri. Riportare il partito ai risultati del passato è l'obiettivo della nuova dirigenza, quello stesso obiettivo condiviso anche dalla delegazione trevigiana, giunta nella capitale, guidata dal coordinatore Fabio Chies. Siamo qui presenti sindaci e amministratori locali per dire in maniera forte che questo deve tornare ad essere il primo partito in Italia, il partito tra l'altro fondamentalmente ancorato al centrodestra europeo, che ha visto anche l'intervento della Presidente del Parlamento, e devo dire che questa è la direzione giusta. Le sfide all'orizzonte sono molte, ad iniziare dalle elezioni europee. Da lunedì, assicurato Tajani, ci metteremo al lavoro per formare le liste. Questi anni abbiamo lavorato tanto, ma finalmente c'è la soddisfazione di vedere questo partito unito con una leadership forte di Antonio Tajani e tante sfide. Una consulta giovanile per coinvolgere i ragazzi nella vita del proprio comune e contrastare l'illegalità proprio tra i più giovani. È la proposta avanzata dal centrodestra a Preganziola. Negli ultimi mesi anche Preganziola ha dovuto fare i conti con gravi episodi che hanno avuto come protagonisti giovanissimi, come nel caso del lancio di petardi o di melograni contro le abitazioni o le minacce ad un 60enne in bicicletta nel sottopasso di San Trovaso aggredito da un gruppetto di ragazzi. Vicende che denotano un malessere che richiede risposte, quelle risposte che potrebbero arrivare attraverso un coinvolgimento dei più giovani nella vita della propria città. Da qui la proposta del centrodestra in Consiglio Comunale di istituire una consulta giovanile. A Preganziola vivono circa 2.300 ragazzi tra i 15 e i 30 anni. Pensiamo che questa iniziativa sia uno strumento utile per distoglierli da percorsi di illegalità, garantendo un laboratorio dove poter incanalare le proprie energie per vivacizzare la città, spiega il consigliere di Fratelli d'Italia Raffaele Freda, primo firmatario della proposta. Abbiamo bisogno di incanalare le loro energie a favore della comunità. L'iniziativa, articolata con un regolamento da sottoporre alla competente commissione consigliare, è stata redatta grazie alla collaborazione di alcuni giovani cittadini che per un anno si sono confrontati su quella che è la loro idea di partecipazione civile alla comunità. Pensiamo che la consulta possa essere il miglior strumento per portare le idee dei più giovani all'attenzione dell'amministrazione, per promuovere la reale partecipazione attraverso iniziative che facciano vivere Preganziol ai suoi cittadini più giovani. L'Unione degli Universitari e la rete degli studenti medi del Veneto questa mattina hanno appeso uno striscione di 10 metri sul ponte di Rialto a Venezia dopo i fatti di Pisa in occasione della manifestazione degli studenti per chiedere lo stop della guerra in Palestina. Non possiamo stare zitti davanti alle continue violenze della polizia contro gli studenti. Basta manganelli e repressione, basta violenza contro chi protesta pacificamente. Al governo che si sta nascondendo dietro un vergognoso silenzio vogliamo dire che siamo in piazza per rivendicare la nostra libertà di manifestare. Come a Pisa, da Venezia e da tutto il Veneto, oggi dimostriamo contrarietà alla repressione che ancora una volta si dimostra forte solo con i deboli. Queste le dichiarazioni di Marco Nimis, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Nel 2023 gli incendi in abitazione sono stati 492, spesso le cause legate a canne fumarie vetuste installate in maniera approssimativa o ad impianti elettrici non a norma. Quasi 2 incendi al giorno in provincia di Treviso, 492 nel 2023, solo in abitazioni private. Sono le case a detenere il primato del lavoro quotidiano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Marca. Tra le cause più comuni, l'installazione di canne fumarie senza l'ausilio di professionisti o la presenza di impianti elettrici non più a norma. A confermare il dato è il vicecomandante di Vigili del Fuoco di Treviso, Giuseppe Quinto. Nelle ultime statistiche che abbiamo tirato fuori, effettivamente c'è stata una
grossa presenza di incendi dovuti alle canne fumarie, nel senso che un impianto termico realizzato in maniera non corretta, con una canna fumaria non realizzata secondo le norme vigenti, poi ha provocato l'incendio del tetto, che noi siamo costretti poi ad intervenire distruggendo il tetto e distruggendo eventualmente con l'utilizzo dei nostri agenti estinguenti anche i piani non direttamente sottostanti il tetto, ma anche quelli inferiori. Realizzazione ma anche manutenzione degli impianti termici a legna, come degli impianti elettrici sprovvisti dei dispositivi di protezione in normativa già dal 1990. A tenersi alle norme raccomandano i vigili del fuoco, anche se proprietari di auto elettriche. Gli incendi di batterie a litio richiedono interventi molto complessi. La differenza di un'auto elettrica rispetto ad un'auto tradizionale è più che altro nella non facile gestione dell'evento incendio. Anche lì utilizzare il caricabatterie che la casa produttrice ci permette di utilizzare, quindi i cavi, utilizziamo i cavi dati in dotazione dalla casa automobilistica, utilizziamo i dispositivi di ricarica previsti. Sono 133 invece gli incendi nel 2023 ad attività produttive e commerciali. Per quelle a basso rischio il comando ha stilato insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, CGIL, Cisle Will, CNA, Casa Artigiani e Confartigianato una guida pratico-operativa relativa alla valutazione del rischio e alla gestione dell'emergenza. A breve sarà testata su 60 attività. A terzo, Assemblea Generale di Confcooperative Belluno Treviso, che ha riconfermato alla Presidenza Lorenzo Brugnera. E oggi la nostra forza, il nostro bisogno è quello del coinvolgimento dei giovani, abituare i giovani a interloquire, essere nelle cooperative, capire il funzionamento. Il riconfermato presidente di Confcooperative Belluno Treviso inquadra subito l'obiettivo del suo mandato quadriennale: dialogare con i giovani, coinvolgendoli nel mondo della cooperazione. L'Assemblea Generale è stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'economia cooperativa della Marca e del Bellunese, che negli ultimi 4 anni ha visto il proprio fatturato crescere del 44%, trainata da quel settore agricolo che nelle ultime settimane, in Italia come nel resto d'Europa, con le proteste dei trattori ha fatto arrivare il proprio grido d'aiuto per un comparto in sofferenza. Le proteste degli ultimi giorni degli agricoltori ci impongono a una riflessione nel tema della sostenibilità, una sostenibilità che è ambientale ma è anche economica e sociale. È proprio l'equilibrio tra queste 3 tematiche che ci impone anche una revisione della politica agricola comune. La cooperazione è anche sempre più parte integrante di un più ampio sistema di welfare. Diventa fondamentale comunque prendersi carico di un nuovo welfare che sta naturalmente sorgendo, di nuove necessità e bisogni che le comunità ci chiedono. Ecco perché anche lavorando di squadra attraverso tutte le conferenze dei sindaci abbiamo cercato di dare delle opportunità e quindi delle modifiche anche normative alla Regione che possono chiaramente essere dei segnali proprio di lavoro di squadra. Il mondo della cooperazione, che ha radici lontane nel tempo, ora guarda al futuro, agli adulti di domani e alle sfide che li attendono. Oggi il nostro compito è quello di riuscire assieme alle cooperative, assieme ai gruppi delle cooperative, coinvolgere i giovani e preparare i giovani per il futuro e per il grande cambiamento che dovremo affrontare. Dirigenti, tecnici, giocatrici e tutto il mondo della Volley Piave di Farra di Soligo in lutto per la scomparsa del presidente emerito Daniele Berti, alla guida della società dal 2008 al 2013, scomparso ieri all'età di 63 anni. Siamo scossi, storditi per la perdita di un carissimo amico che tanto ha rappresentato e donato alla nostra Volley Piave, hanno affermato il presidente Ino Gerlin, il vicepresidente Marco Zabotte e tutto il consiglio direttivo, e che tutti hanno potuto apprezzare per la signorilità del suo tratto, le sue qualità umane e la sua capacità di amare lo sport e di promuoverlo in tutti i suoi più alti significati per la vita della comunità. Berti lascia la moglie Carmen e i figli Giulia e Andrea. I funerali si terranno martedì 27 febbraio alle 15 nella chiesa arcipretale di Sernaglia della Battaglia. Progetto Vicinanze è un'iniziativa di inclusione e socializzazione per gli studenti dei 5 istituti comprensivi di Treviso.
Con oltre 150 laboratori svolti in 3 anni, il programma coinvolge oltre 2000 minori provenienti dai 5 istituti comprensivi della città. È il progetto Vicinanze, che a Treviso si distingue con una risposta contro la devianza giovanile, inclusi i fenomeni delle baby gang. Il progetto offre una vasta gamma di attività pomeridiane, dalla robotica al teatro, passando per percorsi di potenziamento e iniziative ludico-sportive. L'iniziativa mira a offrire un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti, promuovendo al contempo la socializzazione e l'inclusione. La cooperativa La S, insieme a 23 partner, tra cui il Comune di Treviso, l'ASL 2, le parrocchie e l'Università Cattolica di Milano, collabora per rendere il progetto una realtà concreta. Questa iniziativa diventa ancora più significativa considerando il contesto demografico di Treviso, caratterizzato dalla denatalità e dalla significativa presenza di alunni stranieri che rappresentano una percentuale considerevole nella fascia d'età scolare. Oltre ai minori coinvolti, il progetto coinvolge attivamente 600 nuclei familiari, oltre a 100 insegnanti e numerosi volontari. Un motivo di orgoglio perché siamo stati l'unico progetto in Veneto selezionato dall'impresa sociale con i bambini, che ci ha riconosciuto un finanziamento di 700.000 euro da spendere in 3 anni, interamente dedicati ai ragazzi, alle ragazze, agli insegnanti, ai genitori, quindi alla costruzione e al rafforzamento della comunità educante. Centinaia di persone arrivate da tutto il Veneto nel pomeriggio in fila fuori dal Teatro Aurora di Treviso in attesa di affrontare i casting per la nuova serie TV di 6 episodi che vedrà come protagonista l'attore Giuseppe Battiston. Le riprese dell'Ispettore Stucchi, questo è il titolo della serie, saranno girate a Treviso tra fine marzo e aprile. La produzione, con il supporto di Veneto Film Commission di Comune di Treviso, all'Aurora ha cercato tra le centinaia di persone che si sono presentate attori e attrici per piccoli ruoli e comparse. Proprio in questi giorni del 1991 terminava la prima guerra del Golfo, un conflitto che coinvolse anche l'Italia, sia per le azioni in campo ma anche per la mobilitazione dell'esercito a protezione di quelli che venivano definiti obiettivi sensibili. E a distanza di 33 anni e con 2 conflitti in corso fanno riflettere le immagini dei soldati di leva armati in giro per Treviso che vi riproponiamo con il consueto servizio della domenica dedicato alla nostra storia. Generale egregio, dia ai militari in postazione il rispetto che meritano. Così si conclude una missiva stilata da Giovanni Di Matteo, segretario provinciale del SIULP, il sindacato dei lavoratori di polizia, il cui scopo, lungi da interferire con gli organi militari, è quello di sollecitare chi di competenza a farsi carico dei non pochi problemi dei giovani che da 1 mese e mezzo sono impegnati nel servizio di vigilanza. Pesanti accuse vengono rivolte agli organi che mostrano totale disinteresse per questi giovani, le cui condizioni di lavoro sono alquanto discutibili. Così si legge nella lettera. Egregio generale, sarà contento della sua truppa. Tutti ragazzi di sana e robusta costituzione fisica, come si dice in gergo. Sono tutti resistenti al freddo, con un sistema immunitario prodigioso, con metabolismo capace di trarre da un'alimentazione a pizza tutto quanto necessiti per un perfetto equilibrio fisiologico, con la pazienza di Giobbe e di una freddezza da replicante. Dietro la sottile ironia delle parole un messaggio sembra chiaro. I militari che montano la guardia agli obiettivi sensibili sono dotati di mezzi spesso insufficienti, l'equipaggiamento è carente, gli alloggi sono di fortuna, licenze e permessi sono sogni proibiti e tutto questo dovrebbe far riflettere. E con queste immagini storiche chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona domenica e buona serata. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Tempo nuovamente in peggioramento per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 26 febbraio ci mostra un contesto piuttosto instabile. Sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse già dalla mattinata, localmente anche intense. Il limite della neve sarà intorno agli 800 mm.
Temperature in calo, minime tra 3 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo molte nubi sin dal mattino, dal pomeriggio piogge via via più diffuse con neve a partire dai 1000 metri. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domineranno le nubi con nuove precipitazioni, come ci mostra la grafica in arrivo. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno agli 8-9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.